Tra le manifestazioni collaterali che si svolgeranno in occasione della 70ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore ad Agrigento dal 18 al 22 febbraio 2015 ci sarà quella denominata Agrigento Valle del Gusto Food Expo, un viaggio tra i profumi e i sapori dei prodotti agroalimentari siciliani con momenti di intrattenimento e di folklore. Un grande spazio sarà ubicato nei pressi della stazione centrale di Agrigento che accoglierà gli eventi dell'enogastronomia siciliana che vedranno al centro dell'attenzione la mandorla come filo conduttore in omaggio appunto alla fioritura precoce dei mandorli nella valle e del pistacchio. Lo stand sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 15 e dalle 16 alle 23. Mercoledì 18 dalle ore 16 in poi prevista l'inaugurazione di Expo Village in piazza Marconi, a seguire fino alle 23 la degustazione di prodotti enogastronomici. Giovedì 19 oltre alla degustazione dei prodotti all'interno dello stand gastronomico la preparazione di piatti tipici della cucina siciliana, mentre dalle ore 18 in poi un gran tour della vivace produzione artigiana e agroalimentare Telche Food a cura degli chef. Venerdì 20 nello stand gastronomico la preparazione di piatti tipici della cucina siciliana. Sabato 21 dalle ore 11 si svolgerà un concorso enogastronomico tra gli istituti alberghieri della provincia di Agrigento con oggetto i dolci a base di mandorla. Domenica 22 un viaggio gastronomico dal tema i profumi e i sapori dei prodotti agroalimentari agrigentini, mentre all'interno dello stand la preparazione di piatti tipici della cucina siciliana. Durante i giorni dell'Expo sono previsti anche momenti di intrattenimento e anche la rappresentazione di spettacoli del Teatro dell'Opera dei Pupi siciliani. Intanto è partito lo spot pubblicitario della 70ª Sagra del Mandorlo in Fiore nelle TV locali. La manifestazione inizierà giovedì 12 febbraio con il Festival dei Bambini del Mondo, per continuare domenica 15 febbraio con il folklore siciliano, la sfilata dei carretti siciliani, l'esibizione di gruppi folcloristici da Piazza Pirandello a Piazza Cavour e nel pomeriggio l'esibizione di gruppi folcloristici regionali in Piazza Cavour. Tra gli appuntamenti di quest'anno anche quello dell'European Dance Caravan che si esibirà venerdì 20 febbraio al Teatro Pirandello. Si chiuderà poi domenica 22 febbraio con la sfilata di tutti i gruppi e l'esibizione alla Valle dei Templi con la consegna dei premi e del Tempio d'Oro al miglior gruppo folcloristico che ha partecipato alla 70ª Sagra del Mandorlo in Fiore.